questo momento possiamo dire che per il momento almeno siamo orgogliosi di essere le persone che siamo e di portare avanti questa cosa che è soprattutto una cosa per noi e poi porti bene anche per gli altri. Felici ed orgogliosi di essere gli alfieri di una battaglia per il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, Joe Fernandez e Franco Figuera parlano per la prima volta dopo il riconoscimento ufficiale della loro unione allo stato civile di Casugana. Sposati in Brasile dal maggio del 2013, da 3 mesi attendevano la decisione del comune e così passa quasi in secondo piano il fatto che, come richiesto dal ministro Alfano, quel riconoscimento verrà annullato dal prefetto. Era una cosa attesa, perché comunque non poteva fare altrimenti. Ma intanto la strada è tracciata e Franco e Joe, quando sarà il momento, continueranno la loro battaglia ricorrendo al TAR affinché anche in Italia venga riconosciuta la loro unione. È una richiesta fatta di riconoscere dei diritti, soltanto questo, perché abbiamo una vita in comune e è giusto che ciascuno di noi sia tutelato da un punto di vista giuridico. Il cammino forse è ancora lungo, ma il clima culturale sta cambiando anche in una città di provincia come Treviso. Abbiamo avuto un'accoglienza spettacolare delle persone, di tutti quelli che conosciamo, ma anche di quelli che non conosciamo, perché anche della Marche stessa abbiamo avuto gente che ci ha chiamato, ci ha dato gli appoggi, le felicitazioni, vogliamo chiamare di mille modi, però è stata una cosa molto bella, abbiamo avuto veramente un affetto sentito questo delle persone. E così Franco e Joe auspicano che l'anno appena iniziato porti dei cambiamenti anche sul piano dei diritti civili. Ne abbiamo tutti bisogno, ognuno per le proprie motivazioni e quindi speriamo che sia un anno di novità.